maltempo ostacola le manifestazioni della Fiaccola Olimpica, città quasi deserta, qualche centinaio di persone al concerto in piazza Vittorio Emanuele. Il sindaco è stata una grande occasione per la città. Duro attacco della consigliera comunale, l'amministrazione pensa solo agli eventi, dice Roberta Zicari, ma in una città che affonda non ha ancora organizzato nulla per la notte di San Silvestro che chiude l'anno di capitale della cultura. Intimidazione al sindaco di Ravanusa Giuseppe Pitrola, bossoli, fiore e bottiglia ritrovati sul muro della sua abitazione. Ai ferri corti CGIL e ASP per una mancata convocazione al sindacato, intanto arrivano 6 nuovi medici assunti a tempo indeterminato. Successo per il progetto Io non ci casco voluto dall'assessore Marco Vullo, oggi cerimonia conclusiva delle attività. Adiconsum, la responsabile Ilenia Capodici, tramite la legge Salva Suicidi abbiamo salvato una famiglia agrigentina dal sovraindebitamento. Per la procura di Palermo, Pace e Cuffaro furono affidatari dei soldi da dare a Tomasino. La DDA di Caltanissetta, Rinzivillo avrebbe coordinato traffico di cellulari e droga all'interno del carcere Petrusa. Premio per il giornalismo sportivo a Domenico Vecchio, presentato il nuovo libro di Francesco Pira. Un saluto dalla nostra redazione. Ieri è giunta ad Agrigento la Fiaccola Olimpica in una giornata che per molti è da dimenticare, complice il maltempo, in una città quasi deserta con qualche centinaia di persone che hanno assistito al concerto tenutosi in piazza Vittorio Emanuele. Tra ritardi e agrigentini inferociti per il traffico comunque impazzito in tutta la città e anche fuori, il sindaco Miccichè comunque si dichiara soddisfatto. Vediamo. Anche la cerimonia dell'arrivo della Fiaccola Olimpica ad Agrigento si è adeguata allo stile flop di Agrigento, capitale della cultura. Il maltempo è stato determinante e di questo gli organizzatori e amministratori non hanno certamente alcuna colpa. Quasi che la cattiva sorte abbia proprio voluto farla sua in questo disastrato anno che ha trasformato la più bella città dei mortali in una piccola Cenerentola indifesa e saccheggiata. E anche ieri ritardi su ritardi e la gente che ha assistito scoraggiata dalla pioggia è stata veramente poca. Traffico impazzito con le periferie tagliate fuori dall'opportunità di raggiungere il centro, ma nonostante tutto una città quasi deserta con gli agrigentini su tutte le furie per la impossibilità di transitare a causa di rallentamenti verificatisi ovunque. I tedofori erano veramente tanti e pare abbiano avuto la possibilità di portare la fiaccola per pochissimi minuti, una sorta di velocissima staffetta, insomma, e qualcuno pare altresì non abbia gradito che l'accensione fosse stata delegata ad una miss e non a qualcuno che di fatto rappresentava lo sport e i suoi valori. Di fatto dunque anche in questo caso tante lacune, ma anche questa è andata e di Agrigento, capitale della cultura, restano pochi giorni, per fortuna. Sindaco, ieri sera Agrigento è stata il fulcro di un evento importante con la Fiamma Olimpica, nonostante il maltempo, ecco, lei ha voluto fortemente che l'iniziativa si svolgesse. Un consuntivo di quella serata? Ma io dico soltanto un motivo è solo positivo, perché nonostante il maltempo, nonostante le condizioni meteo avverse, tutto sommato si è potuto portare a termine, forse magari con un'ora e mezza di ritardo, però qualcosa di eccezionale per la nostra città, una delle città italiane che è stata proprio selezionata per questo evento proprio perché siamo capitale italiana della cultura. Ricordo che un agrigentino e Seneto fu vincitore di diverse Olimpiadi negli anni pare intorno al 400 a.C. Empedocle, l'uomo che parlava col fuoco. Qui, molti secoli prima di noi, visse un uomo che guardava il mondo come si guarda un enigma d'amore. Si chiamava Empedocle. Diceva che tutto esiste perché 4 elementi ballano dentro di noi: terra, aria,
acqua e fuoco, e che ciò che ci tiene vivi è il modo in cui li custodiamo. Ricorda, sei fatto delle stesse cose di cui è fatto questo chiarore. Se lo onori diventi forza, se lo sprechi diventi cenere. Lo sport per Empedocle sarebbe stato questo: non vincere sugli altri, ma vincere la confusione che abita in noi, portare gli elementi in equilibrio, far correre il corpo perché il cuore smetta di scappare. Il fuoco olimpico che attraversa Agrigento trova in lui un compagno antico, la fiamma. E parliamo ancora della città di Agrigento: gestione fallimentare, amministrazione interessata solo ad eventi, ma ancora non si sa nulla di cosa è previsto per la chiusura dell'anno di città capitale della cultura nella notte di San Silvestro. Lo sostiene la consigliera comunale Roberta Zicari. E ancora sugli eventi organizzati in città interviene oggi il consigliere comunale Roberta Zicari, con una nota polemica afferma: nel comune dei grandi eventi, il 17 dicembre, data odierna, è possibile sapere se il 31, dopo appena 14 giorni, vi sia qualcosa di organizzato in piazza per Capodanno? Zicari continua poi: mentre la dottoressa Nobile intraprende la battaglia per l'acqua nell'assordante silenzio del nostro sindaco, mentre si perdono i 100 milioni del FUA, unica possibilità per completare il parcheggio di Piazzale Rosselli, mentre si nega la possibilità di rispondere a queste domande perché l'amministrazione comunale non viene nei consigli comunali e quindi il presidente del consiglio non li convoca neanche più. Mentre la città cade a pezzi, evidenzia Roberta Zicari, sempre più sporca e senza servizi, questa amministrazione che non è stata in grado di pensare ad un collegamento diretto per Palermo e Catania, con i soldi di capitale della cultura, o pensare di potenziare gli NCC per i trasporti interni, o i collegamenti con le isole Pelagie e proporre la continuità territoriale per le isole di Lampedusa e Linosa, e anche per i residenti ad Agrigento. Mentre tutto quello che è buona amministrazione non si consegue, almeno su un grande evento per Capodanno, conclude polemicamente: unica priorità di governo per questo sindaco, ci sono novità? E adesso parliamo di regione. C'è un secondo KO all'ARS del governo regionale, sempre con voto segreto, sostenuto dai franchi tiratori della maggioranza che hanno fatto da spalla alle opposizioni. Non è andato giù all'assessore regionale Mimmo Turano. A saltare è stato un suo emendamento al DDL bilancio che stanziava 1.300.000 euro per le scuole private. La norma è stata bocciata con 33 voti contrari e 22 favorevoli. Per Turano, con il voto, il Parlamento regionale si è assunto la responsabilità di mettere a rischio un servizio essenziale in larga parte garantito dalle scuole paritarie. Per il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Antonio De Luca, era inaccettabile una norma del genere, specie in un momento in cui le scuole pubbliche mancano praticamente di tutto. E adesso c'è stata una intimidazione al sindaco di Ravanusa Pitrola. Ha ritrovato un fiore, dei bossoli e una bottiglia sul muro della sua abitazione. Il fatto è accaduto nei giorni scorsi, ma lui lo ha reso noto solo adesso attraverso il suo profilo social. Sentiamo. 3 bossoli, una bottiglia con del liquido indefinito e un mazzo di fiori. È l'inquietante rinvenimento fatto dal sindaco di Ravanusa, Salvatore Pitrola, davanti la sua abitazione. Il gesto, che ha tutte le caratteristiche dell'intimidazione, è avvenuto la scorsa settimana ma reso noto soltanto adesso. Lo ha fatto con un lungo post sul suo profilo Facebook nel quale denuncia amarezza, ma sottolinea la forza di continuare ad andare avanti. Il primo cittadino afferma: la settimana scorsa nel muro della mia abitazione è stato rinvenuto un contenitore con un liquido non identificato, insieme a un mazzo di fiori e a 3 bossoli di arma da fuoco. Un gesto grave e inquietante, che ha scosso profondamente me, soprattutto la mia famiglia. Ho immediatamente segnalato quanto accaduto alle autorità competenti, che da tempo stanno svolgendo tutti gli accertamenti necessari per fare piena luce sulla natura e sull'origine di quanto rinvenuto. Il mio silenzio di questi giorni non è debolezza, è rispetto. Rispetto per la serenità delle persone che amo e a cui devo tutto. I miei genitori che mi hanno insegnato la dignità e l'onestà. Mia moglie compagna di vita e di scelte. I miei figli che sono il senso di ogni sacrificio e la misura di ogni decisione. A loro,
continua il primo cittadino, debo la mia vita. Ed è per proteggerne la serenità che ogni mia scelta è sempre guidata dal rispetto e dalla responsabilità. Proseguendo nel post il sindaco Pitrola si chiede: a chi dà fastidio il mio operato? Un impegno quotidiano fondato su trasparenza, legalità e rinnovamento, portato avanti esclusivamente nell'interesse della comunità. Il mio impegno politico nasce solo da questo. Non da ambizioni personali, non da carriere da costruire. Di politica non vivo e non vivrò. Concluso questo percorso, tornerò al mio lavoro, ai miei hobby e soprattutto alla mia famiglia, che in parte ho trascurato per servire la mia comunità. E se un giorno capirò che la mia comunità preferisce il grigione al cambiamento, me ne andrò in punta di piedi, con la coscienza pulita e la schiena dritta. La paura è umana, sottolinea il primo cittadino, ma non può e non deve condizionare il nostro operato, né piegare la volontà di chi crede in un futuro diverso. Ravanusa, continua, non ha bisogno di eroi, ha bisogno di unità. Di un cammino condiviso con le scuole, le associazioni culturali, la comunità ecclesiastica e le forze politiche sane. Di un cambiamento culturale profondo che non può e non deve fermarsi. Un territorio che vogliamo vedere rinascere. Un luogo in cui i nostri figli possano crescere in modo sano e sicuro. La mia forza siete voi, conclude il sindaco Pitrola. Se voi ci sarete io continuerò a lottare. Al sindaco di Ravanusa in queste ore arrivano numerosi attestati di solidarietà provenienti da altri sindaci e semplici cittadini. CGIL e ASP si trovano ai ferri corti perché la CGIL sostiene in una nota: non siamo stati convocati quando si è trattato di assumere decisioni importanti, e si chiede perché. Dunque scatta una diffida, sentiamo tutto in questo servizio. Ai ferri corti CGIL e ASP di Agrigento. Il sindacato ha diramato oggi una pesante nota di diffida nella quale afferma: l'ASP di Agrigento omette di convocare la FP-CGIL nella seduta sindacale del 16 dicembre 2025 e qualche organizzazione sindacale potrebbe avere pensato di avere campo libero per tutelare interessi particolari e non generali. A dichiararlo è Caterina Tusa, segretaria generale della categoria territoriale. Gli argomenti in trattazione erano infatti molto interessanti poiché facevano riferimento alla mappatura degli incarichi di funzione ed al regolamento per la disciplina degli stessi. E qualcuno sembrerebbe che abbia persino dichiarato il proprio assenso ad una proposta appena presentata, come se ne conoscesse già il contenuto, dice la CGIL. Certo, a pensare male si fa peccato, afferma la nota, ma l'esclusione della FP-CGIL dal tavolo e la volontà della parte pubblica e di qualche sigla sindacale compiacente o particolarmente interessata di chiudere in tutta fretta e senza alcun contraddittorio la discussione, presenta a parere della FP-CGIL difetti in materia di democrazia partecipativa e di inclusività, oltre a discriminare la sigla sindacale e i lavoratori da essa rappresentati. La segretaria generale valuterà insieme ai legali del sindacato di ricorrere alle vie legali per comportamento antisindacale e per l'eventuale annullamento degli atti che verranno adottati a seguito della riunione. Intanto 6 nuovi dirigenti medici sono stati assunti a tempo indeterminato dall'ASP di Agrigento. Si occuperanno dell'organizzazione dei servizi sanitari di base, potenziando l'assistenza territoriale. Si tratta dei dottori Costanza, Vitella, Belluzzo e Dazzo, assegnati al distretto sanitario di Agrigento, e del dottore Galletta al distretto sanitario di Sciacca e della dottoressa Spinelli per quello di Ribera. E oggi all'Istituto Gallo Sciascia la finale del progetto Io non ci casco, finalizzato a prevenire le truffe a danno degli anziani. C'era per noi Arturo Cantella. Il Comune di Agrigento ha organizzato questa iniziativa Io non ci casco per i nonni, per la sicurezza, in collaborazione con i nipoti digitali. Ecco oggi la manifestazione conclusiva qui al Gallo di Agrigento. Sì, una grande manifestazione, qualcosa di veramente eccezionale, un progetto voluto fortemente dal mio assessore Marco Vullo, proprio contro le truffe rivolte agli anziani, e anche un modo di coinvolgere le nuove generazioni che daranno una mano d'aiuto agli anziani vicino a loro. Oggi è la giornata conclusiva con le varie premiazioni. Sindaco, ieri sera Agrigento è stata il fulcro di un evento importante con la fiamma olimpica, nonostante il maltempo. Ecco, lei
ha voluto fortemente che l'iniziativa si svolgesse. Un consuntivo di quella serata? Ma io dico soltanto un motivo, è solo positivo, perché nonostante il maltempo, nonostante le condizioni meteo avverse, tutto sommato si è potuto portare a termine, forse magari con un'ora e mezzo di ritardo, però qualcosa di eccezionale per la nostra città, una delle città italiane che è stata proprio selezionata per questo evento proprio perché siamo capitale italiana della cultura. Ricordo che un agrigentino, Esseneto, fu vincitore di diverse Olimpiadi negli anni pare intorno al 400 a.C. Un tour breve ma intenso, siamo arrivati oggi alla giornata conclusiva qui all'Istituto Gallo. Un grazie particolare al dirigente scolastico, la dottoressa Pisano, che ci ha dato l'opportunità di condividere tutti insieme questo momento finale, un momento di gioia, sarà un momento di premiazione soprattutto per chi? Per i nipoti digitali. Sono stati loro i nostri protagonisti principali che hanno guidato i nonnini grazie a degli elaborati grafici, a dei video e dei disegni, hanno guidato proprio i nonnini per cercare di evitare di cascare in queste truffe. Sarà un momento quindi di ringraziamento. Ci sarà la presenza delle forze dell'ordine, di Sua Eccellenza il Prefetto e di tutti coloro che sono stati gli attori di questo, come dire, percorso bello, intenso, ricco, gioioso. Ci saranno quindi le associazioni, Caffè 50 più Confcommercio, la CNA, la GUIL, la CGL, che hanno contribuito con noi in questo percorso, e l'ASP grazie al Centro delle Malattie Degenerative e Involutive guidato dalla dottoressa Gucciardino, il Provveditorato degli Studi ovviamente che c'è stato a fianco e ci ha collaborato per questo trade union straordinario con gli istituti comprensivi della città, e quindi siamo alla fine di qualcosa che inizia, perché vorremmo continuare poi nel 2026 con questo progetto Io non ci casco, nipoti digitali, poi troveremo magari qualche altra formula, però il risultato è bello, concreto, ed è stata, come dire, un'esperienza che in un certo senso mi ha visto protagonista, ma nello stesso tempo devo dire che ha visto protagonista loro, i giovani, i ragazzi, che sono, ripeto e torno a dire, straordinari. Dottoressa Teresa Urso del Comune di Agrigento, lei ha creato, organizzato e seguito tutta la manifestazione, i vari appuntamenti di Io non ci casco. Oggi ci sarà la premiazione degli studenti coinvolti nel progetto qui al Gallo di Agrigento. Sì, oggi avremo modo di vivere un momento di confronto e diciamo, di riconoscimento rispetto a quello che è stato fatto fino ad oggi. E il progetto Io non ci casco per la prevenzione delle truffe agli anziani è partito già nel marzo del 2025 e dopo una prima fase per la parte amministrativa finalmente siamo partiti con le attività pratiche, quindi con gli incontri con gli anziani, ed è stato realizzato il contest Nipoti Digitali, quindi coinvolgendo gli istituti scolastici. Oggi sarà un momento importante proprio perché c'è la possibilità di poter vivere realmente quello che è stato fatto in questi mesi. È un progetto unico, un progetto a cui abbiamo creduto e crediamo e che vogliamo in tutti i modi che possa continuare, proprio perché è necessario lavorare su una prevenzione delle truffe agli anziani. Proprio l'altro giorno abbiamo sentito 2 notizie di truffe agli anziani nell'Agrigentino e bisogna lavorare in maniera capillare, bisogna lavorare in maniera sinergica e informare gli anziani che si può essere truffati, di non fidarsi degli estranei. Oggi è un giorno importante pure perché i ragazzi avranno modo di parlare dei loro lavori, dell'impegno che hanno messo, e noi avremo modo di ringraziare tutte le istituzioni scolastiche che ci hanno collaborato, ma di ringraziare anche diciamo, le forze dell'ordine, il questore, il prefetto, che sono state delle figure importanti perché loro ci hanno accompagnato in questo percorso, e le forze dell'ordine sono importanti perché loro vivono con mano quello che succede nel territorio e come spesso si può cadere nei raggiri. Sì, oggi si conclude un progetto che è molto importante dal punto di vista sociale, dal punto di vista educativo. Un plauso veramente al Comune di Agrigento per averlo promosso, per averlo portato con successo nelle scuole secondarie di primo grado, per svolgere un'azione che è veramente molto originale ma molto efficace secondo me, cioè rendere i ragazzi della scuola media
quindi nipoti, i nativi digitali fra l'altro, capaci di educare, tra virgolette, i loro nonni a fronteggiare purtroppo il triste fenomeno dei furti, le azioni che vengono messe in atto per agire sulla loro diciamo fragilità e causarne un grosso danno. Ecco che per la prima volta, e lì sta la valenza formativa, sono i ragazzi che hanno qualcosa da insegnare ai loro nonni e lo fanno utilizzando anche i mezzi digitali di cui sono veramente grandi fruitori. È molto bello questo perché ha un valore sociale, perché tutto quello che è prevenzione da situazioni difficili è sicuramente positivo, ma è anche molto bello far sì che ci siano azioni come queste capaci di ridurre il gap generazionale tra nonni e nipoti. Di solito sono i nonni che hanno molto da insegnare ai nipoti e lo fanno quotidianamente. Questa volta sono i nipoti che hanno qualcosa da dire ai nonni. Anche la Caritas a questa giornata conclusiva del progetto Io non ci casco, con un apporto importante che voi avete fatto. Sì, abbiamo voluto essere presenti all'interno di tutto il percorso di questo progetto perché riteniamo che gli anziani siano oggi tra le categorie più fragili che vanno tutelate. È un problema quello della digitalizzazione che per molti anziani è oggettivamente qualcosa di fortemente ostico e registriamo un aumento significativo delle truffe che avvengono tramite i sistemi digitali ed è bello pensare che i giovani oggi possano restituire qualcosa agli anziani. In questa alleanza intergenerazionale adesso sono i più giovani che sono i nativi digitali, quelli che comunque vivono nel mondo digitale e nei social quotidianamente, a poter essere maestri, educatori, accompagnatori dei più anziani. L'iniziativa è molto importante, i ragazzi sono molto preparati, la partecipazione dei nonni è secondo me fondamentale, anche perché noi qui stiamo parlando delle truffe che avvengono anche alla legge e purtroppo ce ne sono tante. Il questore della provincia di Agrigento, Tommaso Panumbo, ha provveduto alla sospensione dell'attività relativa ad un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande nella via Atenea a causa di ripetute segnalazioni effettuate dal personale di polizia. Al seguito di controlli amministrativi è stato accertato in 2 distinte occasioni che in detto esercizio commerciale aveva somministrato bevande alcoliche a 3 giovani minori di 18 anni e altri 2 pure minorenni. L'attività relativa all'esercizio pubblico è stata sospesa per 6 giorni. La responsabile di Adiconsum, Ilenia Capodici, oggi afferma: abbiamo salvato una famiglia dal sovraindebitamento. Vediamo come. Dal sovraindebitamento ad una ristrutturazione del debito attraverso il piano del consumatore, Adiconsum restituisce dignità e serenità ad una famiglia agrigentina. Lo afferma Ilenia Capodici, responsabile Adiconsum Agrigento. La crisi economica, l'inflazione, il caro vita e i tassi di interesse in aumento stanno, sottolinea, mettendo a dura prova migliaia di famiglie. È quindi fondamentale sapere che esiste una legge che permette, con il giusto supporto, di uscire da situazioni che altrimenti sarebbero senza via d'uscita. L'allarme è sempre più acceso. Le famiglie italiane sono sempre più indebitate e a rischio di povertà. In questo contesto difficile, Adiconsum annuncia un importante risultato ottenuto nella gestione del sovraindebitamento, a tutela dei diritti dei consumatori più fragili. Grazie alla collaborazione tra Adiconsum Agrigento e la dottoressa Loredana Raneri, commercialista esperta, una famiglia ha potuto ristrutturare il proprio debito, riducendo significativamente l'esposizione finanziaria da 110.000 a 24.000 euro e riprendendo così il controllo della propria vita economica. Questo intervento ha consentito di elaborare un piano di rientro sostenibile, approvato dal Tribunale di Agrigento, continua Ilenia Capodici, che con sentenza passata in giudicato ha restituito alla famiglia la dignità e la possibilità concreta di ricominciare. Questo risultato è il frutto del lavoro costante di Adiconsum, che continua a supportare le famiglie in difficoltà, offrendo soluzioni concrete e percorsi di risanamento. È proprio nei momenti di maggiore fragilità economica e personale, sottolinea la responsabile di Adiconsum,
che il cittadino deve trovare risposte chiare, strumenti concreti e supporto professionale. Il sovraindebitamento è una piaga sociale che richiede risposte immediate e concrete. Siamo orgogliosi, conclude Ilenia Capodici, di poter aiutare le famiglie a superare questa emergenza e lavoreremo sempre più per promuovere la cultura del consumo responsabile e la tutela dei diritti dei consumatori. Adiconsum, che da sempre si batte per la difesa dei cittadini, consumatori ed utenti, continua il proprio impegno nell'informazione, nella prevenzione del sovraindebitamento e nella gestione delle crisi familiari e personali causate dall'eccessivo carico finanziario. La Procura di Palermo ha impugnato la decisione del GIP Carmen Salustro di non applicare la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di Totò Cuffaro, finito comunque agli arresti per altra contestazione del deputato regionale Carmelo Pace, difeso dall'avvocato Lillo Fiorello, dall'imprenditore di Favara Alessandro Vetro e dal direttore del consorzio di bonifica Tomasino. Lo riporta oggi il quotidiano Grandangolo, diretto da Franco Castaldo, che riporta anche uno stralcio del verbale in cui si afferma che non residuano dubbi circa il fatto che Cuffaro, con la finalità di remunerare il pubblico ufficiale tomasino, abbia affidato a Pace i soldi che Vetro gli aveva pochi istanti prima corrisposto, con espressa precisazione che erano per l'amicizia, per il futuro, se c'è bisogno di un'altra gara, avrebbe detto. La direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta ha chiuso le indagini dell'inchiesta The Wall, un'indagine che ipotizza associazione dedita al traffico di stupefacenti per conto della famiglia mafiosa gedese dei Rinzivillo. Il sostituto procuratore Chiara Benfante ha altresì chiesto il rinvio a giudizio nei confronti di 24 imputati che adesso rischiano il processo. Tra i protagonisti vi è Giovanni Rinzivillo, ritenuto ingranaggio fondamentale dell'intero gruppo, che dal carcere di Contrada Petrusa, servendosi di telefoni cellulari illecitamente introdotti all'interno degli istituti di pena, avrebbe coordinato e organizzato traffici di stupefacenti, motivo per il quale gli viene contestata anche l'aggravante di essere uno dei promotori. La droga sarebbe arrivata anche dentro l'istituto penitenziario per essere consumata personalmente o per cederla ad altri detenuti. E un trentenne disoccupato residente a Sciacca è stato arrestato dai militari del reparto territoriale dell'Arma con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Dopo le formalità di rito è stato condotto nella casa circondariale locale. I carabinieri hanno avviato l'iter del cosiddetto codice rosso. Nonostante fosse sottoposto alla detenzione domiciliare, ha ripetutamente violato la misura e avrebbe insultato, minacciato e picchiato la convivente coetanea. A mettere fine alle violenze sono stati i carabinieri e la procura. Un barcone di 12 metri con a bordo. Il comitato Mare Nostrum di Porto Empedocle interviene ancora sulla questione del dissalatore. Quest'estate, dice, da quest'estate è tutto fermo. Il comitato Mare Nostrum, a distanza di oltre 5 mesi dal Consiglio Comunale aperto, scrive una lettera di sollecito alle istituzioni competenti, ribadendo i contenuti della petizione presentata sul dissalatore. Nessun provvedimento, afferma, ha fatto seguito a quel lontano 10 luglio 2025, ma si è continuato a sperperare risorse pubbliche. I componenti del comitato continuano a sottolineare alcuni aspetti della vicenda del dissalatore empedoclino e per cui si attendono delle risposte. In particolare chiedono: quando sarà dismesso il dissalatore per essere trasferito a Trapani così come previsto dal progetto? Quali sono i costi totali sostenuti per realizzare il dissalatore cosiddetto mobile? Qual è stato il quantitativo di acqua dissalata immessa ad oggi in acquedotto dall'avvio del dissalatore mobile? Qual è stato il costo totale riconosciuto da Regione Siciliana alla società Siciliacque per l'acqua dissalata ad oggi prodotta? Sono state eseguite le analisi sulla qualità della salamoia sversata nel mare e sull'acqua prelevata all'interno del bacino portuale? Se sì, quali sono i risultati? È stata ottenuta la variante della concessione demaniale del sito del dissalatore mobile, di fatto destinato urbanisticamente e per la maggior parte a zona B. Completamento del centro urbano. E parcheggi? Quando saranno ripristinati i luoghi e l'arenile devastati dalle opere edili e idrauliche? Quando inizieranno i lavori per il dissalatore fisso in zona ex Asi?
così come previsto dai vari decreti commissariali e confermato dall'ingegnere Sansone, nel corso della seduta del Consiglio Comunale del 10 luglio scorso. Tutte domande per le quali il Comitato attende risposte e non è intenzionato a demordere. E un premio per il giornalismo sportivo è stato attribuito al collega Domenico Vecchio, direttore di Agrigento Oggi. Sentiamo. Il giornalista agrigentino Domenico Vecchio ha ricevuto a Catania il premio Pietro Anastasi per il giornalismo sportivo. Lo ha comunicato il collega tramite il suo profilo social, nel quale scrive: ricevere un premio giornalistico regionale che porta il nome di Pietro Anastasi ed essere chiamato a ritirarlo davanti a colleghi assume un significato profondo. Non è un riconoscimento qualunque, è uno di quelli che danno senso alla fatica, a tutto ciò che spesso non si vede. È un lavoro bellissimo e impegnativo, fatto di chilometri macinati, sacrifici, qualche ferita, ma anche di emozioni forti che restano. Un lavoro che ti mette alla prova e che, se lo fai con onestà, ti restituisce qualcosa. Quello che rende davvero speciale, afferma Vecchio, il giornalismo sportivo è l'incontro con i protagonisti. Atleti e tecnici che lavorano ogni giorno, che ti rispettano perché sanno che quando racconti di loro non cerchi l'errore, ma la verità. Che dietro una prestazione, buona o sbagliata che sia, c'è sempre una storia, un sacrificio, una persona. Per chi ama lo sport, la verità, il rispetto delle regole e la deontologia, questo riconoscimento ha un valore che va oltre la targa, conclude Domenico Vecchio. Conversazione sull'umanità è il titolo dell'ultimo libro che ha scritto il professore Francesco Pira. Ascoltiamolo. In questo libro proviamo a dimostrare, come giustamente ha scritto Don Gianni Russo nella sua bellissima prefazione, che in questa società, che è molto complessa, ancora c'è spazio per la speranza. Una speranza che certamente può vincere, perché è una speranza che ci spinge a riflettere, che ci spinge a perseguire la pace anche se sappiamo che continuano i venti di guerra. È una speranza che ci spinge verso un umanesimo digitale anche se sappiamo che ci può essere il dominio dell'algoritmo. È la speranza che ci guida a rispettare l'altro anche se sappiamo che è una società affetta da cattivismo. Abbiamo provato a rivendicare quelli che sono i nostri valori, le nostre idee in un volume di riflessione, in un volume dove certamente proviamo a dare una lettura, non abbiamo certezza nelle risposte, ma ci poniamo le domande che possono essere utili per vivere meglio. Dal 2022 al 2025, nello spazio aperto del magazine online Il Salto e la Quaglia, con il professore Francesco Pira, attraverso dei dialoghi, oggi diventati un volume dal titolo Conversazioni, abbiamo cercato di analizzare, seguire le profonde mutazioni antropologiche che sempre più determinano la nostra storia umana. Nelle pieghe delle parole, quali pace e guerra, solitudine e comunicazioni, abbiamo cercato di costruire un enorme cantiere educativo, culturale e sociale. In queste conversazioni c'è incastonato l'auspicio che la cultura, l'educazione, la comunicazione tornino ad essere centrali nel processo di cambiamento e costruzione di un nuovo umanesimo digitale. Santa Lucia del Mela si prepara a vivere un momento di profonda riflessione e rilancio identitario, con il convegno Il Rinascimento storico-culturale di Santa Lucia del Mela, il Borgo Sacro, dalla storia alla comunità, radici per un futuro consapevole, che si terrà il prossimo 20 dicembre alle ore 10:30 presso la chiesa di Santa Maria Annunziata. L'iniziativa, organizzata dall'agenzia CIEVE, nasce con l'obiettivo di trasmettere la memoria collettiva alle nuove generazioni, utilizzando un linguaggio multimediale, inclusivo e coinvolgente, capace di avvicinare la comunità, in particolare i giovani, al patrimonio storico, artistico e spirituale del Borgo Sacro. Al centro del progetto vi è la volontà di promuovere una fruizione culturale consapevole e di costruire una rete attiva tra istituzioni, scuole, associazioni e cittadini per la tutela e la valorizzazione del patrimonio locale.
Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del sindaco di Santa Lucia del Mela, onorevole Matteo Sciotto, che sottolineerà l'importanza del recupero della memoria storica come leva di sviluppo culturale e sociale del territorio. Seguirà l'intervento di padre Paolo Impalà, dedicato al profondo legame tra Santa Lucia del Mela e la sua storia religiosa, elemento fondante dell'identità cittadina e cardine della vita comunitaria nel corso dei secoli. Cuore del convegno sarà la lexio divulgativa di Rosario Basile, presidente storico dell'Associazione Storia Patria Luciese, che guiderà il pubblico attraverso le pietre miliari tra 2 e 300 che resero Santa Lucia del Mela un unicum nel Regno di Sicilia. Al centro della riflessione la genesi della prelatura nullius e della cappellania maggiore e le loro ricadute sulla vita sociale, economica e artistica del Borgo Sacro, delineando il ruolo centrale che il centro lucchese ha avuto nel panorama storico siciliano. Spazio poi alla valorizzazione dei linguaggi contemporanei, con la presentazione di uno dei progetti realizzati grazie ai fondi del PNRR. Il video di Santo Arizzi, dedicato alle confraternite lucchesi, testimonianza viva di una tradizione devozionale che ancora oggi rappresenta un forte collante identitario. A seguire, Libero Rappazzo, vicepresidente e storico della storia patria lucchese, offrirà una panoramica sulle opere d'arte custodite all'interno della cattedrale di Santa Lucia del Mela, mettendo in luce il valore artistico e simbolico di un patrimonio spesso poco conosciuto ma di straordinaria rilevanza. Chiuderà il ciclo degli interventi Grazia Di Paolo, presidente del Sor Optimist Club Milazzo, che illustrerà le attività del club dedicate al recupero della memoria storica e alla promozione dei territori, con particolare attenzione al ruolo della comunità e delle donne nei processi di valorizzazione culturale. Le conclusioni e la chiusura dei lavori saranno affidate a un moderatore che raccoglierà e sintetizzerà le proposte emerse durante la tavola rotonda, tracciando possibili percorsi futuri per una gestione condivisa e partecipata del patrimonio del Borgo Sacro. Il convegno si configura così come un momento di incontro tra passato e futuro, in cui la storia diventa strumento di consapevolezza e la comunità protagonista di un nuovo rinascimento culturale per Santa Lucia del Mela. E termina qui il nostro telegiornale, noi vi ringraziamo per averci fin qui seguito, vi diamo appuntamento alle prossime edizioni ricordandovi che la nostra informazione potete seguirla sul 93 alle ore 15, alle 20 e alle 9 del mattino e poi sul 268 in tutta Italia e ancora sul sito www.televideoagrigento.tv e naturalmente sui nostri numerosi canali social. A tutti un arrivederci e un buon proseguimento di giornata.